spada nel cuore e ci resterà. Sei bella in questo momento, più bella adesso che il vento ti allontana da me. Notte di colpo la notte, il cuore che batte è fermo oramai. La pioggia ancora col sole, tu vedi chi nasce e chi muore per te. Era uno sguardo d'amore, la spada nel cuore, mi sento morire, morire per te. Buonasera, ciao Claudio. Ciao Enrico. Quando tu l'hai visto sei cambiata. Sì, non e eravamo bloccati ed era vero. Insieme a noi, dai tutti! Era uno sguardo d'amore, la spada nel cuore e ci resterà. Sei bella in questo momento, più bella adesso che il vento ti allontana da me. Notte di colpo la notte, il cuore che batte è fermo oramai. La pioggia ancora col sole, tu vedi chi nasce e chi muore per te. Oh! Era uno sguardo d'amore, la spada nel cuore, mi sento morire, morire per te. Buonasera! Chi ben comincia a metà dell'opera, ci siamo frizzati così subito. Non era più Perfetto. successo, visto che ormai è la penultima puntata prima di queste vacanze. La senti, Claudio, il sapore di Salsedine? La Lo Salsedine, senti? sì. Lo senti il sapore di spiaggia, di mare, Il di calore- cocco, di granita, ma che poi non va da nessuna parte. Cosa capirei? Cosa fai? Cosa pensi? Dove vuoi andare? Ciao Claudio, buonasera, Ciao benvenuto. Enrico, ciao amici a casa. Come stai? Innanzitutto, Bene, prima bene, di molto tutto, bene, molto prima di bene. questa lunghissima ora di grande musica qui in diretta su Rete 7, 348 80 40 254, il numero per tutti, ma proprio tutti i vostri messaggi, firmati, giusto? Fotografie, richieste, i saluti al il papillon più veloce del mondo, il nostro amico Claudio. Buon lavoro al nostro regista di questa sera, Paolino. Ciao, Buon Paolino. lavoro Paolo. E adesso andiamo avanti con la musica. Non perdiamo tempo perché abbiamo una scaletta fatta apposta per voi. Divertitevi, ballate, cantate e soprattutto scriveteci. Arriva Sway, Michael Bublé. Bublé. My rhythm is hard to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Only close, swimming more. Like a flower bend behind the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor there, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go in. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway with more, sway with now. Say!
Like a flower bend in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. When my rhythm starts to play, hold me close, make me my sway. Like a busy water runs the shore, hold me close, sway no more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Grandissima interpretazione, Grazie, grande balletto, devo grazie, dire che ho grazie. visto I anche qua ballerini. delle curve muoversi un po' di qua, un po' di là, fa anche piacere, no, amici a casa Sei vedere. ballerini senza nome perché Non conosco, figura. Ragazzi, 348 80 40 254, siamo in diretta per le vostre richieste, le vostre fotografie, i vostri saluti. Ma a proposito di richieste e saluti, adesso devo fare un grande saluto a un amico di Casa Peiretti, a un amico mio che si chiama Miki. Lui vive a Novara e usa Casa Peiretti come medicina. Lui sta passando un periodo difficile della sua vita e so che la nostra musica, la nostra compagnia, il nostro modo di fare lo aiuta in questo percorso di guarigione. E ha richiesto lui questo brano e io glielo dedico con tutta la mia passione, la mia anima e il mio piccolo cuoricino, Miki. Questa è tutta per te. Fammi un sorriso che cantiamo insieme. Forse non sarei come sono adesso, forse non avrei questa forza addosso, forse non saprei neanche fare un passo, forse crollerei, scivolando in basso, invece tu sei qui e m'hai dato tutto questo, invece tu sei qui, mi hai rimesso al proprio posto i più piccoli pezzi della mia esistenza, componendoli, dando loro una coerenza. Come bello il mondo insieme a te, mi sembra invincibile che tutto ciò che vedo c'è da sempre, solo che io non sapevo come fare per guardare ciò che tu mi fai vedere. Come grande il mondo insieme a te e come rinascere, vedere finalmente che rischiamo di perdere 1000 miliardi e più di cose se tu non mi avessi fatto il dono di dividerle con te. Forse non avrei mai trovato un posto, forse non potrei regalarti un gesto, forse non saprei neanche cosa è giusto, forse non sarei neanche più rimasto, invece tu sei qui, sei arrivata per restare, invece tu sei qui, non per prendere o lasciare, ma per rendermi ogni giorno un po' migliore, insegnandomi la semplicità di amare. Come bello mondo insieme a te, mi sembra impossibile che tutto ciò che vedo c'è da sempre, solo che io non sapevo come fare per guardare ciò che tu mi fai vedere. Come grande il mondo insieme a te e come rinascere, vedere finalmente che rischiamo di perdere 1000 miliardi e più di cose se tu non mi avessi fatto il dono di dividerle con me. E adesso voglio sentire tutti, ma proprio tutti insieme, ok? Ultimo ritornello.
Canta con me, God. E anche voi, urlate a casa! Come grande mondo insieme a te, e come rinascere, vedere finalmente che rischiamo di perdere 1000 miliardi e più di cose, se tu non avessi fatto il dono di dividerle con te. Dedicatissima al mio amico Miki. Ci vogliamo bene, tutta Rete 7 e tutta Casa Peiretti. Buona guarigione. Grazie amico mio. E la musica va avanti qua in Casa Peiretti. Questa sera sembra che ho fretta, ma non ha fretta, perché comunque noi alle 21 chiudiamo. Però abbiamo tanti brani da farvi ascoltare, ma è uno più bello dell'altro. Quindi perché perderci in chiacchiere? Sì. Dove vai in vacanza? No, Claudio? Dove vai? Devo ancora capire dove vado in vacanza. Deve ancora capire. Devo ancora capire. Bravo. Se tu non torni, Miguel Bosé, che salutiamo, Bosé. che è quello che ha costruito tutte le casse in giro, no? Degli impianti audio, Sì. no? Non è lui? Non so se è proprio lui. Non è lui? Vabbè, comunque, se tu non torni. Tu non torni, non tornerà neanche l'estate e resteremo qui, io e mia madre a guardare la pioggia. Se tu non torni, non tornerà nemmeno il sole e resteremo qui, io e mio fratello a guardare la terra che era così bella quando ci correvi con un profumo d'erba che tu respiravi, era così grande se la attraversavi e non finiva mai. Così stanotte voglio una stella a farmi compagnia, che ti serva da lontano ad indicarti la via. Così amore, 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 dove sei? Se non torni non c'è vita nei giorni miei. Se tu non torni, non torneranno neanche le rondini e resteremo qui, io e mio padre a guardare il cielo. Se tu non torni, non torneranno i bei tramonti e resterò con me a contemplare la sera che era così bella quando ci correvi con un profumo d'erba che tu respiravi, era così grande che la attraversavi e non finiva mai. Così stanotte voglio una stella a farmi compagnia, che ti serva da lontano ad indicarti la via. Così amore, 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 dove sei? Se non torni non c'è vita nei giorni miei. Così amore, 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 dove sei? Se non torni non c'è vita nei giorni miei. Se tu non torni alla voce Claudio, siamo in Grazie, diretta, grazie, sono le 20:18 e prima di lanciare la pubblicità, Claudio, io voglio parlarti di un brano particolare, molto particolare, visto che abbiamo una nostra ascoltatrice, anzi più di una, che si chiama Lilli, che è un nome un po' strano, no? Molto bello ma un po' strano. E voglio dedicare a lei e a tutte le Lilli all'ascolto questo brano, ma è una canzone di quelle che a me piace introdurre i miei amici a casa all'interno della canzone, perché è la storia di una ragazza
che ha 16 anni e si innamora di un amico di suo padre. Molto, ma molto più grande di lei. A tal punto da dire, senti, io posso anche aspettarti, ma sappi solo una cosa, che la prima volta la ragazza dice a quest'uomo, lo voglio fare insieme a te. E lui si trova un po' spiazzato perché Lily è molto bella, Lily l'ha vista crescere. A un certo punto nella canzone dice, Lily, saresti più importante tu di tutte le storie d'amore che ho avuto, però goditi i tuoi anni. La strada che tu hai già fatto, la strada che devi ancora fare, io l'ho già fatta anni fa. Quindi tu fai la tua, io faccio la mia. E non si può, proprio non si può. È una canzone con un testo bellissimo, si intitola Canzone per Lily. Sono curioso. Eccola qui. Lily è da un pezzo che si innamora, i suoi 16 anni non li ha fatti ancora. Dice, io mi conosco, dice, sento che cresco e tra un po' sono donna. Lily l'ho vista venirmi attorno, l'ho sentita cambiare giorno per giorno, dice, non me ne importa, dice, la prima volta lo farò solamente con te. Lily che voli coi tuoi pensieri più in fretta dei miei, Lily che sali sopra i tuoi sogni più in alto che puoi. Lily, gli amori non sono facili mai. Lily, ti invidio per quel che piangi e per i giorni che ancora devi incontrare. Corri dove ho già corso, corri, non mi aspettare, scappa via dalla mia fantasia. Comunque lui un po' di fantasia ce l'aveva, perché raga, è bella. Stiamo parlando di una canzone dei Pooh, ma di tanti anni fa. Credo che i Pooh hanno scritto di tutto nella loro vita, di tutto. Hanno toccato tutti gli argomenti della quotidianità e non. Lily che spari, la tua incoscienza ad un passo da me. Lily che vali tutti gli amori che ho avuto fin qui. Lily, la vita non è mai come nei film. Lily, non basta che mi vuoi bene, c'è una vita da bere nel tuo bicchiere, storie, stagioni e mari, gente e amori veri, e vedrai, mi dimenticherai. E vedrai, mi dimenticherai, perché è giusto così. È giusto che tu ti fai la tua vita, il tuo percorso di vita, e io posso essere soltanto per te una cotta, una grande cotta. Quindi, vi è piaciuta? Fatecelo sapere al 34880 40 254. Noi adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo in onda con una canzone bellissima, perché arriva la musica degli Zero Assoluto con Per dimenticare te, la voce di Claudio. Pubblicità. Grazie. Pubblicità. Bentornati in casa Piretti. Ho sempre un po' di ritardo, regia, nell'immagine di ritorno, ma non importa, siamo qua per far cantare i nostri amici a casa, per cantare noi, per divertirci, e quindi siete pronti? Zero Assoluto.
penserai. Ti faccio tanti, tanti cari auguri, se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sai solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi, che non vuoi cambiare più. Ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa, a fare i conti a fine mese, da casa al mare, ad avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrenti, e tutto questo per amore. E forse partirò per dimenticare, per dimenticarti. E forse partirò per dimenticare, per dimenticarmi di te, di te, di te. E grazie per l'invito, ma proprio non ce la farò. Ho proprio tanti, tanti, troppi impegni, credo forse partirò. Se avessi più coraggio, quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa, a fare i conti a fine mese, da casa al mare, da avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrenti, e tutto questo per amore. E forse partirò per dimenticare, per dimenticarti. E forse partirò per dimenticare, per dimenticarmi di te, di te, di te. Enrico. Mi piace questa cosa della suocera, del cognato, il mal di testa. Tu ogni tanto li usi questi stratagemmi Dimenticare, sì, sì, per dimenticarmi. di te, di te, di te. È finita. Di Di te, te. ok. È stato No, chiaro. dicevo, ogni tanto li usi qualche stratagemma perché non voglio andare da una parte, quindi inventi qualcosina. Sì, qualche scusa, qualche sì, scusa. ogni Si chiamano bugie bianche, no? Che le bugie che non fanno male a nessuno fanno del bene soltanto a te stesso. Non posso venire perché Forse sono partirò. coricato. Esatto. Andiamo a leggere un po' di messaggi. Vediamo un po' se Dai, la regia, dai. se la regia è già pronta. Noi, se d'accordo, vediamo cosa mi scrive il nostro Paolo. Sono le 20:30. Anticipiamo un pochettino, visto che ne stanno arrivando tanti. Vediamo un po'. Altrimenti cantiamo ancora un brano. Sempre prontissimo Paolo. E il primo messaggio, ormai è consuetudine, la nostra Dani d'Alessandria, che ci scrive sempre al top come idee e musica. Grazie Ciao Dani, grazie. Grazie mille. Ricordiamo che domani sera una grande cosa succederà qui in Casa Piretti, Vi lasciamo a bocca aperta per tutto agosto. Ciao Enrico, dopo la telefonata di oggi non aspettata, voglio dire a tutta l'Italia che sei un grande. Io sono invalido, ma tu mi fai tanta compagnia, sei umano, sei venuto a trovarmi, certo, grazie mille, lo rifarò, mio caro Miki. Enrico, voglio ringraziare i miei grandi amici Piero, Sergio, e so che a presto, ma tra poco vado a letto, spero di resistere. Ciao Miki, grazie! Grazie mille Miki, torneremo a trovarti. Ciao Piretti, un saluto a Modoc, la gattina, ti auguro buone vacanze da parte mia e dei miei gatti e canarini, buona spiaggia da Alex e San Giacomo di Roburen. Ciao Alex, grazie, ciao, grazie davvero. Ciao padrino, un saluto da tutti noi, Isa e Federica da Santena. Ciao Isa e Federica, mia figlioccia. Vai, forti, grazie. Bellissimo.
Ciao, grazie Casa Peretti, voi ci avete fatto incontrare. Che bella questa volta, che bella. Il nostro amore è nato grazie a voi, mi fa veramente piacere questo. Viva l'amore, vi vogliamo Viva bene l'amore. anche noi, sempre, sempre. Ciao. Bravi ragazzi. Buona serata a voi tutti e complimenti Enrico a voi tutti. Oggi una bellissima foto di Piero L'Alpino con il Monte Rosa e vi auguro buone vacanze. Ciao, ciao Piero L'Alpino. Veniamo a trovarti, Piero. Vediamo la foto, regia. Eccola qua, la foto col Monte Rosa. Che bella. Sei mai stato sul Monte Rosa? No, Bravo. no. Bravo, vacci, perché in punta c'è una bella piazza, c'è il campanile, c'è la chiesetta, no? C'è il macellaio sulla destra. Ma quando mai? Vai, bravo Claudio, che voce! Grazie, firmate i messaggi. Soprattutto. Anche dal Bissola cantiamo con voi La spada nel cuore. Viva Casa Peretti, Giovanni d'Alessandria in vacanza. Ciao Giovanni d'Alessandria. Ragazzi, ma siete in vacanza? Che bello che in vacanza pensate comunque di mettere dalle 20 alle 21 e cercare Rete 7. Grazie, grazie, salutiamo tutto al Bissola. Ciao Enrico, buon fine settimana da Luna, Nala, Ire, Giuse, Miki da Novara. Ciao ragazzi, grazie. Sempre più grandiose le serate che ci offrite. Angela, ciao Angela, grazie. Ciao Angela. Grazie davvero, grazie a tutti voi. Oh. Ciao da noi e da zia Francesca. Bravi ragazzi, ma soprattutto bravo Claudio sul pezzo di Michael Bublé. Sono le mie cuginette. Alla faccia e cuginette, viva le cuginette! Ciao Giorgia, ciao Roberta. Che belle! Bravo il Mr. Papillon, che voce, Mario! Ciao Mario, grazie. Ormai sei diventato Mr. Mr. Papillon. Bravo nipote, saluti da Enzo! Ciao Enzo e zio Claudio, ciao. Che bello che arriva tutta la famiglia di Claudio quando è qui. Ho sempre seguito bene Claudio, ogni volta che è migliorato. Ora posso dire che è molto bravo, lo dice Lilli da Rorà. Grazie Lilli. Grazie, Ciao, grazie Lilli. mille. Ciao Rorà, grazie. Ciao Enrico, grazie per l'inizio puntata, per il pensiero con il grande Little Tony. Elvis Presley della canzone italiana, ma grandiosi tu e Claudio con Se tu non torni, stupenda canzone di Miguel Bové, musica sempre top con Casa Peretti. Antonella da Grugliasco. Ciao Grazie, Anto, Antonella. che bella che sei Antonella. Grazie. Al messaggio, grazie della fotografia. Claudio sei forte, un abbraccio a tua cugina Mariangela. Ciao Mariangela, grazie. Ok regia, ancora un paio di messaggi poi andiamo a cantare, gli altri nel terzo tempo. Noi ci siamo sempre, non possiamo mancare, riempi queste nostre serate, mammi e papi. Grazie mamma e papà. Vi amo. Ciao mami, ciao papi, saluto anche il mio mami, cioè il mio papi e la mia mamma. Salutiamo anche i genitori. Adesso? Di Enrico. Allora, cosa andiamo a cantare di bello? Qua c'ho tutte cose. Ah, questa qua che tu la canti in modo diverso da lui, però. No, ma non racconto tutto. Sei sicuro però che non vuoi toglierti la giacca, che qua ci sono 42 gradi? Sono sicurissimo, guarda, Perché tutto sto gocciolo. Prima mi ha detto no, l'eleganza prima di tutto. Io la giacca, anche se caldo, me la tengo. Questo è Claudio. Mi asciugo, ma. Questo è ci Claudio, è sono. fantastico. Vai, sparirò. Luca Di Risio. È difficile tenerti ancora qui. Sei un fardello troppo grande da portare e io giuro che non posso farne a meno, ma il mio cuore ora no, non ce la fa. E non dico che hai sbagliato in qualche cosa, perché tu mi hai dato tutto quel che hai e già so che piangerai, che piangerò, ma che poi ti cercherò ovunque andrai. E non stringermi così, chiudi gli occhi e pensaci. Io non voglio farlo per poi
Bel brano che mi hai fatto riconoscere perché l'avevo completamente dimenticato. Molto bello, grazie davvero. Questa è stata la Claudio. mia prima canzone che ho cantato ad un karaoke. Proprio la prima. Ma dai, La prima. io la prima canzone non mi ricordo, o forse sì, non mi ricordo. Ci penserò domani. No, è proprio ci penserò domani. Domani. Non è che ci penso domani, ci penserò domani. Adesso, cari amici, voglio ricordarvi cosa succederà domani sera. Domani sera vi abbiamo preparato io e la zia Marta. Domani sera ci sarà qua Lino al basso, ci sarà qua Luciano alla chitarra, ci sarà qua la zia Marta perché vi abbiamo preparato un regalo. Vogliamo lasciarvi per questo mese e un po' di più con qualcosa di carino, qualcosa di simpatico. Arriverà domani, però voglio farvene ascoltare un pezzettino, ma proprio un pezzettino già stasera, ma piccolo, piccolo, perché poi domani io e la zia vi spieghiamo esattamente cos'è questa cosa che vi abbiamo regalato. Ma ascoltate qua. Zia Marta? Sì! Dai che balliamo! Aspetti, Benedetti! Perché? Devo far pipì! Basta, non ve ne faccio sentire di più, però vi garantisco, non perdetevi la puntata di domani sera. Se avete degli impegni, lascia stare. Come ha detto lui prima, usate le bugie bianche e inventate qualcosa, perché non so se dirlo, non lo dico, però vi Deve essere una garantisco che sorpresa. sarà bello, che sarà divertente e vi abbiamo fatto un regalo, così ad agosto, se vi manchiamo, voi cercate questa canzone, questo balletto di gruppo, sì. zitto Fai Pegretti, uscire questo subito. balletto e potete rivederci e soprattutto potete ballarla poi insieme a noi. Basta, pubblicità, se no poi mi viene voglia di spoilerare tutto e non mi so tenere le cose, non ce la fa. Dai, pubblicità, torniamo subito. Pubblicità. Vedrò, sono in onda. Eccomi Siamo qua, in onda, siamo in onda. eccoci qua. Siamo in onda. Adesso, prima di andare a cantare l'ultimo pezzo di stasera e poi finire tutti i messaggi, devo fare un ringraziamento e un saluto al mio dentista che si chiama Roberto, perché stamattina mi ha fatto un'operazioncina qua. Gli faccio: guarda che stasera ho la penultima puntata prima di chiudere, devo riuscire a parlare, devo riuscire a cantare. Mi fanno: tu non te preoccupare. Non parla così, però mi piace immaginarlo, no? Tu non te preoccupare, mi fa: vai tranquillo che riuscirai a far tutto. È stato fantastico, quindi grazie Roberto. Grazie, e Roberto. adesso andiamo a cantare Piccola stella senza cielo, tutti insieme a noi, dai. Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi, in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano, spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero tenerti nel loro buio, ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo, ti scioglierai, dietro una scia ad un soffio, un velo, ti staccherai, perché ti tiene su soltanto un filo, sai. Tieniti su, le altre stelle son disposte, solo che tu a volte credi non ti basti, forse capiterà che ti si chiuderanno gli occhi ancora, o soltanto sarà una parentesi di una mezz'ora, ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo, ti scioglierai, dietro una scia ad un soffio, un velo,
che ti tiene su Soltanto un filo sai. Grazie Claudio. E adesso andiamo a Grazie a te, leggere Enrico. tutti i messaggi arrivati fin qui. Vai regia. Via, via, via. Sì, adesso arriva. Eccoli qua, tantissimi saluti da Mauro Roberto da Rivalta in Torino. Ciao Mauro, ciao Roberta, ciao, grazie. Ciao Mauro e Roberta. È tutta Rivalta, ciao. Carissimo, insieme a voi, lo dice Feno. Ciao Feno. Meno. Allora. Feno, carissimo, insieme a voi, Feno. Non so se è il diminutivo Ciao. di fenomeno. Ciao Claudio, o Fenoglio. Ciao Claudio, come sempre sei fantastico, lo dice Assunta. Oh. Ciao Assunta, grazie. Che dov'è che lavora già Assunta? A ufficio collegamento, perché... Esatto. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, ciao Claudio, Jackie, siete grandi, Antonio Primiceri da Rivalta. Ciao Antonio, grazie. Ciao Antonio. Ciao Claudio, grazie. Senti. Firmate i messaggi, Ciao, Claudio. cavoli. Vogliamo vabbè. salutarvi. Bravo Enrico, bravo Claudio, è uno stai su Miki, te lo dice Tony, il nostro Tony. Grazie. Ciao Ciao Tony. Tony. Un saluto da Olbia, forza Claudio. Addirittura da Olbia, grazie. Beh. Sempre bravo Claudio, grazie ancora per le emozioni che mi hai regalato. La festa dei gemelli a Bibiana, buone vacanze a te ed Elena. Giovanna! Ciao, grazie Giovanna. La festa grazie. dei gemelli. Cos'è? Sì, Cos'è? era una Tutti gemelli, festa tutti gemelli? dove ho suonato, che era praticamente una festa dove erano tutti quanti nati in quel mese, quindi tutti gemelli. Bello, la tua voce mi emozione, Elena. Grazie Elena. Che cari. Ciao ragazzi, siete bravissimi, ce lo dice la nostra amica Anna. Ciao Anna, grazie. Ciao Claudio, sei forte. Luisa, ciao Luisa, grazie mille. Grazie Luisa. Parabapapa, parabapapa. Ce lo scoppio adesso, aspetta. 3. Un saluto al migliore Jackie, se poi canti My Way, Attilio. Oh, Attilio. La prossima volta. Va bene, la prossima volta. Sempre bravissimo, molto belle le canzoni di voi. Ciao Claudio, buona serata da parte mia, lo dice Domenico. Ciao Domenico, grazie. Complimenti per le belle canzoni e grazie della compagnia. Saluti da Cristiano da Gavi. Grazie Cristiano. Ciao Cristiano. Ciao, bravo, come sempre buona serata da Grazia e Giorgio, buone vacanze a casa Peiretti. Grazie. Grazie. Ricordo che ci siamo ancora domani, non ci abbandonate, perché noi domani vi faremo saltare, vi faremo ballare e soprattutto cantare. Ciao, complimenti Enrico, Claudio, hai una bellissima voce, buona musica, ottima musica. Enrico da Collegno. Grazie Enrico. Ciao Enrico, ciao Claudio, con voi è sempre una serata splendida, ci mancherete tutti ma vi auguriamo buone ferie. Un saluto da Laura e Angelo da Mondovì. Ciao Laura e Angelo. Ciao Laura. Buone ferie anche a voi. Grazie Angelo. Ciao Enrico, grazie sempre per la compagnia che fai tutte le sere. Volevo fare anche complimenti a Claudio, che secondo me è uno dei tuoi ospiti che canta meglio, intonato, preciso, con trasporto. Bravo, bravo, bravo e sempre a Casa Peretti. Una delle poche trasmissioni che guardo in televisione. Ciao da Roby e buone vacanze, ovviamente. Forza, forza, forza. Grazie Grazie Roby, gentilissimo, grazie. È un Che gran complimento, che complimento. Ma quanto è bravo il mio fratellone. Grazie Davide. bro. 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 Ah, bro. Ciao, ascoltarti oggi mi stiene per il cuore e gli occhi. Dai ragazzi. Papà, grazie papà. Questo è l'affetto della famiglia, l'affetto dei fans di Claudio. Oh. Ciao Jackie, sei il migliore come sempre. Un bacio da Tonino e Spadino. Grazie Tonino e Spadino, grazie. Ciao Tonino e Spadino. Wow. Regia, ancora un messaggio, poi devo dire una cosa importante nel nostro musicale. Bellissima interpretazione stasera Claudio, sei in gran forma, lo dice Domenico. Bravo Grazie, Domenico. bravo Claudio. Ma adesso voglio parlarvi di una cosa, di un evento domani sera. Ok, leggiamo Sandra. Tieni Sandra in stand by. Sandra, non ti muovere, eccolo lì. Bellissime canzoni come sempre, complimenti, saluto a tutti, viva la libertà, l'uguaglianza, fraternità, peace and
love to you. Ciao a tutti, Sandra, grazie Sandra. Ricordo che domani sera, se volete ascoltarci, siamo io e Juanita, Alessia Chelucci, al Circolo Culturale I Topi di Luserna. Ci sono ancora pochissimi posti, siamo vicinissimi al sold out. Per di più, se fate cena insieme a noi, avete anche modo di poter cantare una canzone sul palco insieme ad Alessia e insieme a me. Quindi mi raccomando, prenotate gli ultimi posti disponibili. Sabato 27 luglio ore 21, Centro Culturale I Topi, via Diaz, Luserna Alta. Per di più, se poi volete venire a visitare gli studi di Luserna San Giovanni, sono veramente vicini. Scusate, grazie regia, non è domani, è sabato, è l'anestesia che inizia a fare effetto dappertutto. Quindi non domani siamo in onda, ma sabato saremo ai Topi. Ottima, grazie regia. Abbiamo ancora dei messaggi? Oppure possiamo andare a cantare? Se non abbiamo più messaggi, altrimenti dica lei regia, dica lei. Abbiamo ancora messaggio. Questo qua è quello di Sandra. Questo è quello di Sandra. Grazie Sandra. Ciao Sandra, grazie. 3, 2, 1. Eleganza e bravura non mancano mai quando c'è il mio amico Jackie. Buona serata a tutti, la Chelucci. Ciao Alessia. Cetto la Chelucci. Ciao Cetto la Chelucci. Grazie. Ciao Enrico, non vedo l'ora che vieni a Verbagna per conoscermi di persona. Anna di Pollino, perché no? Organizziamo. Ciao Anna, grazie. Organizziamo un bel concerto di Casa Perete a Verbagna. Mettimi in contatto con la Proloco, noi veniamo e vi facciamo cantare anche a Verbagna. Ciao Claudio, da Rosanna, Festa dei Gemelli, un simpatico e bravo. Grazie Rosanna, ciao. Ciao Enrico, ciao Claudio. Luciano di Brandizzo ci scrive: ciao Enrico, ciao Claudio, anche stasera ci avete deliziato con delle bellissime canzoni, è sempre un piacere vedere il tuo programma. Grazie Luciano, grazie. Leggo. Siete fantasmagorici da Simone, Massimo, Riccardo, Mara da Pinerolo. Fantasmagorici. Finalmente un messaggio dalla mia Pinerolo, grazie Claudio. Da domani si canta in cabina d'ascensore, bravo. Ciao, grazie. Beh, questo lo capiscono chi? Guarda, lega. Ciao Claudio, complimenti vivissimi da Maurizio, un amico di tuo padre. Proprio ce l'è. Andiamo, fratello numero 1, sei il meglio, dice Davide. Grazie ragazzi. Grazie Davide. Grazie. Quanti siete stasera nonostante il caldo, nonostante tanti avvenimenti in giro? Grazie, complimenti per la trasmissione, sei bravissimi. Ornella e Fausto. Ciao Ornella, ciao Fausto. Ornella e Fausto. Grazie Ornella. Sei bravissimo dalla Elisa, la nonna di tua cognata. Tra un po' mettono anche il codice fiscale o mandano la fotografia della carta d'identità. Siamo una coppia di quarantenni, come bello rincasare e sentirvi. Grazie. Oh, che bello. Grazie miei coscritti, Io ho un 41, ma siamo lì. Sono le 20:57, andiamo a cantare un pezzettino, ma veramente poco, come dicevo in una pubblicità tanti anni fa, Kaori di Spaccacuore. Chiudiamo così. Spengo la TV e la farfalla appesa cade giù. Succede anche a me. È uno dei miei limiti. Io per un niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi. Me lo dicevi anche tu. Dicevi tu. Ti ho mandata via, sento l'odore della città, non faccio niente, resto chiuso qua. Ecco un altro dei miei limiti, io non sapevo dirti che solo a pensarti mi dai brividi, anche a uno stronzo come me, come me. Esageriamo adesso. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare. L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore. Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui. E io voglio ringraziare, lui ha sparato tanta voce,
tante belle canzoni questa sera. Grazie Claudio, grazie davvero. Grazie Buone mille vacanze Enrico, è al sempre un nostro piacere, Claudio. buone vacanze. Ricordo che domani torneremo in onda in diretta con Luciano, con Lino e con la zia Marta. Voglio ancora chiudere salutandovi così. Zia Marta? Eh sì? Dai che balliamo! Aspetti, Benedetti! Perché? Devo far pipì! Ci vediamo domani, grazie davvero, Ciao a grazie tutti, Paolo amici a e casa. regia. E se volete rivedere questa puntata canale 83 Piemonte più 21:30, altrimenti questa sera alle 4:15 su Rete 7. Da domani potete cercarla su YouTube. Grazie a tutti, grazie davvero. Grazie ciao! a tutti, ciao!